Nonostante un corposo ordine del giorno con 20 punti in discussione, il Consiglio Comunale di Favara, nelle due sedute, la prima e la seconda convocazione, riesce a trattare ed approvare un solo punto operativo e discutere due interrogazioni e una mozione per poi cadere per mancanza di numero legale per l'uscita dalla sala di diversi consiglieri. È ormai un film già visto che si ripete da tempo e che vede in primo piano lo scontro tra una parte di opposizione che è maggioranza numerica in aula e il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale, che sfocia in scontro diretto in aula con la non presenza dei consiglieri o la loro uscita subito dopo l'appello e la trattazione di qualche punto. È stato così martedì scorso con il Consiglio Comunale che si è riunito alle ore 19. Dopo l'approvazione dei canonici verbali delle sedute precedenti, è stato prelevato il punto relativo alla modifica del regolamento di polizia mortuaria che è stato approvato dai presenti. Quindi la discussione di due interrogazioni ed una mozione che hanno dato vita ad un vivace dibattito, terminato comunque con la caduta della seduta per mancanza di numero legale. Stessa situazione che si è ripetuta nella seduta di aggiornamento di ieri, mercoledì 11 settembre, con la discussione che è ripresa proprio sulla mozione della fase emergenziale dell'emergenza idrica. Votata detta mozione, la seduta è nuovamente caduta per mancanza di numero legale e dovrà essere riconvocata dalla Presidente. Come dicevamo, rimane inevaso il lungo ordine del giorno, con in evidenza la variazione di bilancio per la realizzazione di un asilo nido di 60 posti con fondi del PNRR e il progetto per la realizzazione di una nuova fermata della rete ferroviaria italiana in zona San Benedetto relativa alla connessione urbana. Sulla mancata discussione ed approvazione di questi due argomenti intervengono i capigruppo consiliari di Alleanza Verdi Sinistra, Pasquale Cucchiara, e del Partito Democratico, Salvatore Bellavia, i quali esprimono profonda delusione per come si sono conclusi i lavori. La parte più responsabile dell'opposizione, pur di boicottare il lavoro profuso dall'amministrazione, è disposta anche a danneggiare la città, si legge in una nota congiunta dei due capigruppo. Nei fatti, Favara rischia seriamente di perdere la costruzione di un nuovo asilo nido nella zona di Favara Ovest e la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria in zona San Michele, dove insiste il presidio ospedaliero. I due capigruppo esprimono comunque soddisfazione per l'approvazione della loro mozione avente come oggetto proposte per la gestione della fase emergenziale e pianificazione per il superamento della crisi idrica e la modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria e attività funebre.